Bomba d'acqua e alluvione lampone, il primo pomeriggio fiume di fango a Pederobba, decine di interventi dei vigili del fuoco e protezione civile per danni a case, strade, auto, disagi anche a Valdobbiadene e Montebelluna. Monitoraggio costante delle forze dell'ordine all'ex caserma Serena, voglio uscire per cercare lavoro, ci racconta un ospite, mentre la cooperativa denuncia il dipendente che avrebbe nascosto il suo stato febbrile. 57enne originario della Marca, denunciato dalla polizia a Bologna, armato di coltello, ha minacciato 2 donne perché avevano il velo islamico. Coronavirus, Zaia, se i dati continuano così si potrebbe tornare alla normalità senza restrizioni, deadline il 15 di luglio. Resta in ballo intanto la polemica elezioni legata a doppio filo con quella sulla scuola, il governatore sulla proposta del Ministero dell'Istruzione, scuola al via il 14 settembre, ok se le elezioni si fanno il 6. Da domani intanto le nuove aperture, c'è molta attesa per i cinema, nella Marca sarà un'apertura a macchia di leopardo, non tutte le strutture sono pronte, di certo tra i trevigiani c'è voglia di cinema. Ripartono anche i concerti, il primo evento live con pubblico, quello di domani sera in piazza di Signore a Treviso con Red Canzian, mentre un altro storico ex nome dei Pooh è protagonista a Castelfranco. Tra gli ospiti di Zaia oggi a Marghera una rappresentanza dei 1800 gelatai veneti che hanno testimoniato la riapertura inventando il gelato del post-coronavirus. Fuori casa mia. La macchina della Martina, trasportata via dall'acqua. Assurdo, mai successo. Raga, non so se rende l'idea. Ok, vieni tu. Buonasera, buonasera telespettatori di Antenna 3, il telegiornale di Treviso, dunque questo a copertina, un collage di immagini davvero impressionanti di quella mezz'ora davvero incredibile, un nuovo nubifragio, una nuova bomba d'acqua
che colpisce la Marca in una settimana davvero disgraziata per il nostro territorio. È accaduto appunto nel primo pomeriggio, la bomba d'acqua ha colpito soprattutto, e lo vedremo ancora meglio fra poco, Pederoba, ma interventi dei Vigili del Fuoco anche a Valdobbiadere e nella zona di Montebelluna. Questa copertina iniziale con immagini, avete visto un po' dei cittadini, dei Vigili del Fuoco, anche immagini, video pubblicati nella pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che tra i primi ha documentato insomma quanto stava accadendo proprio in tempo reale in quei momenti. Immagini impressionanti e ovviamente una situazione di disagio ancora una volta che ci troviamo a raccontare. Fra pochissimo avremo in collegamento proprio il sindaco di Pederoba, Marco Turato, per fare un po' il punto della situazione di questo primo pomeriggio disastroso nella sua città. Nel frattempo abbiamo documentato anche con il nostro Christian Arboit le voci del pomeriggio nel paese. Sentiamo. Sono il proprietario di questo appartamento al piano terra e è venuta una bomba d'acqua, ma sembrava sì, tutto normale. Dopo 10 minuti ho visto venire giù un fiume dalla montagna e mi dicono che probabilmente non hanno il tubo che vedete lì, quello in cemento che raccoglie l'acqua che viene giù dal Monfenera, era ancora sporco. E questo mi hanno detto, e infatti è passato il camion per andare a pulirlo. È la terza volta in 10 anni. Non so, forse bisognerebbe trovare una soluzione per evitare altri danni, insomma. Ho visto la grandine e la pioggia forte forte. Poi sono andata per fare una passeggiata e mi sono trovato con tutto il disastro che è sorpassata sopra il ponte del vento che c'è un altro. Sono arrivata, ho visto tutto un disastro così e sono venuta qua perché mi abiti là. Sostanzialmente dopo la bomba d'acqua arrivata verso le 14:30-15, le due valli a monte hanno scaricato tutta l'acqua sostanzialmente all'insieme ai detriti che hanno tappato le condutture che portano a valle e hanno straripato sulla zona alta di Pederoba della via Roma. Come vedete alcuni scantinati sono andati sotto, stiamo operando con l'aiuto della Protezione Civile di Pederoba, l'aiuto delle squadre dell'AVAB Pedemontana del Grappa di Crespano, e stanno arrivando dei colleghi dell'ANC di Castelfranco per il discorso della viabilità. Ora procederemo con la pulizia degli scantinati e la pulizia delle sedi stradali che sono state ripulite da alcune ditte locali, da tutti i detriti e il sedimento che c'era sulla strada, sulla manto stradale. L'ho vista anche noi. Anche stavolta con la bomba d'acqua è crollato tutto e quindi è stato proprio brutto questo posto qua. Hanno portato via tutti i sanpietrini del parcheggio in quella zona e lasciando proprio anche addirittura una macchina un po' in bilico. Si sono allagati tantissimi garage, il garage di tutto questo stabile, il garage dello stabile della Banca Intesa, e adesso hanno appena finito di liberare anche i garage. Sicuramente danni davvero importanti. Credo che bisogna assolutamente pensare a qualcosa di importante anche come fondi, altrimenti questi comuni si trovano sempre da soli, senza soldi e con problemi sempre per i nostri cittadini. Queste le voci raccolte a caldo dal nostro Christian Arboit. Avete visto ancora una volta un comune della Marca che si trova a dover a che fare con queste situazioni. Fra pochissimo allora il collegamento con il sindaco Marco Turato, invece lo vedo direttamente, eccolo qua, lo vedo. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora sindaco, un disastro in quanto tempo? 10 minuti, l'apocalisse, una vera e propria, si è abbattuta una tempesta d'acqua non visibile dal paese, perché la bomba d'acqua si è scaricata sul Monfenera, che poi a sua volta ha scaricato tutta l'acqua
nella frazione di Vederopa. Senta, quindi le prime chiamate sono arrivate alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, abbiamo visto anche tanta gente che si è rimboccata subito le maniche. Guardi, mi stringeva il cuore vedere tutti i cittadini che non hanno aspettato nemmeno un secondo. La prima cosa che hanno fatto, hanno tirato fuori i badili, le scope, le carriole per pulire garage, scantinati e anche le strade. La cosa che ha toccato il cuore. Senta, abbiamo sentito la testimonianza raccolta dal nostro Christian Arboit sul posto. Si parla di quel tubo, ci può raccontare il tubo sporco con dei detriti dentro? È una delle cause degli allagamenti? Com'è la situazione? Praticamente è successo così: l'acqua che ha scaricato dal Monfenera ha portato con sé i detriti, terre e ramaglie varie. Di conseguenza ha tappato i tubi, un lavoro encomiabile fatto dalla Forestale ancora anni fa per evitare queste situazioni, però purtroppo l'acqua ha scavalcato tutto l'impianto che è stato costruito a quei tempi e ovviamente ha allagato il paese. In questi giorni abbiamo assistito a una Marca Trevigiana flagellata in più parti dal maltempo. C'era anche un'allerta meteo, immagino che non ci si aspettasse una cosa del genere. Assolutamente no, perché il paese ha piovuto normalmente un acquazzone estivo. Ciò che non ci immaginavamo era ciò che stava succedendo in Monfenera, una bomba d'acqua terribile che ha portato danni e non pochi in tutta la frazione. Adesso c'è solo da rimboccarsi le maniche e trovare i fondi necessari per ristorare tutte le famiglie che sono state colpite da questo evento tragico. Senta, immagino, appunto, lei parla dei danni, immagino che sia difficile, però parliamo di un ordine di quanto secondo lei? Guardi, è impossibile ora come ora quantificare i danni. Oggi abbiamo affrontato l'emergenza attraverso l'opera dei cittadini, della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i semplici cittadini tutti che hanno lavorato, le imprese edili del paese che hanno lavorato. Domani mattina ci mettiamo in moto con gli uffici facendo un sopralluogo in tutte quelle situazioni dove ci sono stati i danni. Non ci voleva anche questa? Finirà anche questo maledetto 2020. Cosa si sente di dire allora ai suoi cittadini? Posso solo ringraziarli perché non si sono persi in inutili polemiche, si sono rimboccati le maniche subito e tutti hanno dato lavoro, hanno dato il cuore per sistemare il proprio paese. L'ultima cosa, rassicuriamo, la situazione adesso è sotto controllo, ovviamente non ci sono altri rischi particolari. Chiaramente dobbiamo guardare il cielo, però a livello di danni che potrebbero creare ulteriori pericoli. No, assolutamente no, nel senso che dove ci sono stati i problemi li abbiamo risolti attraverso l'impiego di pale meccaniche e quant'altro. Da questo punto di vista posso dire che possiamo rimanere tranquilli tra virgolette, perché abbiamo imparato nel tempo che dobbiamo sempre guardare in cielo, non solo le nuvole, ma guardare oltre e pregare che non succeda più una cosa simile. Grazie allora, grazie al sindaco Marco Turato e buon lavoro anche le prossime ore, ovviamente ci rivedremo anche domani per fare un po' il punto della situazione. Grazie davvero. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Arrivederci, questa è dunque la voce del sindaco, avete sentito, ha detto un'apocalisse in 10 minuti che ha colpito il paese con il fiume di fango che dal Monfenera è sceso verso il paese portando questa devastazione che abbiamo raccontato anche con le immagini e le voci dei testimoni. Adesso torniamo all'ex caserma Serena tra Casier e Treviso con gli ultimi aggiornamenti. Io sono bene. Io non c'è tosse, non c'è male la testa, sono a posto io, ma sono paura perché io non posso uscire. Vorresti uscire? Vuoi uscire? Sì, voglio uscire per andare a cercare lavoro così, per fare la mia vita.
chiedono di tornare alla loro normalità, anche se di normale nella vita di questi ragazzi c'è poco o nulla, soprattutto dietro a delle inferriate. La domenica tra i richiedenti asilo della caserma Serena di Casier è trascorsa tranquilla, ma le immagini della protesta dei giorni scorsi sono ancora vivide, così come non passano inosservati uomini e mezzi di polizia e carabinieri sempre presenti davanti ai cancelli chiusi. A condannare le proteste con fermezza la stessa cooperativa Nova Facility che gestisce la Serena accanto ad altre strutture in tutta Italia, da Pordenone a Lampedusa. Io quello che da cittadino, prima che da gestore, mi sento di dire che la violenza è inaccettabile, inqualificabile. I soggetti che se ne sono resi responsabili devono essere puniti ai sensi della legge. Condanna ferma dunque, così come è netto l'atteggiamento nei confronti dell'operatore addetto alla raccolta rifiuti rientrato dal Pakistan a fine maggio e risultato positivo al virus. L'uomo avrebbe nascosto il suo stato febbrile per diversi giorni ai sanitari della struttura che dal 1 giugno a domenica 7 gli hanno sempre monitorato la temperatura in via precauzionale. Un altro dipendente va a dire alla responsabile sanitaria: guarda che Hussein mi sembra strano. È tutto sudato e fa freddo, e poi è un po' spossato. La responsabile sanitaria a quel punto, a distanza di 6 ore e mezzo da quando aveva fatto la precedente misurazione a inizio turno, va a fargli la misurazione e lo trova con 38,7. E gli chiede: come mai Hussein, cosa è successo? Come mai non ti sei accorto che ti stava salendo la febbre? E lui ha risposto: ma io prendevo sempre ibuprofene prima che te mi venivi a misurare la febbre. Da qui l'avvio di un procedimento disciplinare e la denuncia dei fatti in questura con la convinzione che la cooperativa ha fatto tutto il possibile. L'azienda ritengo che sia stata un'ottima sentinella del territorio, perché se questo signore che ha avuto questa condotta non fosse stato un dipendente di Nova Facility o di un'altra azienda che segue questo protocollo, sarebbe potuto tranquillamente girare per tutto il territorio senza che nessuno gli avrebbe mai trovato la febbre, perché prendeva l'ibuprofene, e quindi avrebbe potuto potenzialmente contagiare un sacco di persone. C'è poi il dibattito politico dominato da chi chiede la chiusura della caserma o comunque un ridimensionamento, e poi i residenti, anch'essi divisi. Sinceramente chiuderei, però non vorrei essere fraintesa. Chiusa non proprio, forse un pochettino ridimensionata per ampliare un pochettino di più gli spazi, forse quello sì. Però chiusa del tutto, non so. È da tanti anni che sono qua, non hanno mai disturbato, anzi salutano in italiano. Io che sono, diciamo, la più anziana, che sono sempre fuori, mi dicono sempre ciao mamma. Nessuna lamentela per quanto riguarda loro. Ha minacciato anche con un coltello da cucina 2 donne perché indossavano il velo islamico, le ha aggredite verbalmente intimando loro di tornare a casa. L'episodio è avvenuto in un centro commerciale di Bologna. Un uomo, un 57enne originario del Trevigiano, è stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate e porto d'armi. Secondo quanto ricostruito, avrebbe cominciato a inveire nei confronti di 2 donne di origine marocchina di 58 e 54 anni solo per il fatto che indossassero il velo. Avrebbe rivolto loro frasi come: cosa fate col velo? Siamo in Italia, tornate a casa. L'uomo avrebbe anche estratto un coltello da cucina e solo dopo l'intervento del personale di vigilanza lo ha rimesso in borsa e ha provato a rifugiarsi in bagno. È stato poi rintracciato e denunciato. Il bollettino dell'azienda Zero per l'emergenza coronavirus racconta ancora una volta di un dato costante, il dato del quasi fine dell'emergenza sanitaria, +1 il contagiati nel Veneto nelle ultime ore, 19.220 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, ma diciamo +1 il caso registrato e si trova a Padova. 847 soggetti in isolamento domiciliare, 271 le persone ricoverate in area non critica, 13 quelle in terapia intensiva, ma come sappiamo ormai da giorni sono pazienti negativizzati, quindi Covid free. Le terapie intensive si mantengono tali, 0 anche le vittime, non ci sono vittime nelle ultime ore. Dati appunto confortanti, e di dati di futuro, dei mesi futuri, ma anche di scuole ed elezioni è tornato a parlare oggi il governatore Zaia. Vediamo la bottiglia mezza piena. Il 14 potrebbe essere una bella idea. Si fanno le elezioni il 6.
Non ho capito perché le famiglie devono ritrovarsi i bimbi a casa per una settimana dopo aver aperto le scuole. Nel rimpallo delle competenze Stato-Regioni una cosa rimane certa, ovvero che saranno le singole regioni a fissare la data di inizio delle lezioni scolastiche. Il presidente Zaia detta i tempi. Incalzato dai giornalisti chiarisce: 14 settembre si apra, anticipiamo le elezioni. Scuole non militarizzate. La Regione Veneto produrrà le linee guida anche per le aperture a settembre. La scuola ha bisogno semplicemente di una linea guida basic, molto basic, che sono di buon senso, no? Ma la data forse più importante, anche se rivelata tra le righe oggi nel corso del punto stampa per Zaia, è quella del 15 luglio, momento che dovrà segnare una sorta di deadline, linea di confine, a partire dalla quale le restrizioni con cui siamo stati abituati a convivere spariranno. La verità è che ci sarà un'evoluzione, io spero che si vada alla normalità nel giro di qualche settimana. Se tu vuoi mettere una data, penso che il 15 luglio sarà la deadline per fare tutti questi ragionamenti, perché poi capisci che anche un servizio turistico, se li devi far lavorare per bene, devi sbloccargli l'estate, se no, vabbè, a quel punto non risolvi niente. Se è vero che molte regole sono già state ampiamente allentate, dall'utilizzo della mascherina alla possibilità di usufruire di determinati servizi, Zaia auspica che si vada progressivamente verso un'abolizione delle limitazioni. Se continua così e se i dati epidemiologici saranno questi, lo stesso governo, mi permetto di dire, ma non faccio il portavoce del governo, nel momento in cui fa un'ordinanza, la fa scadere, fa un DPCM, lo fa scadere il 15 luglio, vuol dire che vuol fare un tagliando il 15 luglio. Al governo impegnato negli stati generali dell'economia chiede nuovamente un impegno per l'autonomia, la sburocratizzazione dei processi, risorse e una revisione degli appalti per sbloccare le grandi opere che la Regione si dice pronta a far partire, a patto che le regola diventi il modello Morandi. Era intanto l'allarme della CGIA di Mestre, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, l'allarme sulla mala burocrazia capace di far bruciare ogni anno le imprese venete e trevigiane 10 miliardi di euro. Oggi la rassicurazione del governo per bocca del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, che parla del nuovo decreto in arrivo. Sentiamo le sue parole. C'è bisogno di una burocrazia più tenue, anzi di una burocrazia zero, di sciogliere quel groviglio di competenze che molto spesso fanno sì che il vero costo della politica è il tempo che ci si mette dall'assunzione di una decisione al tempo in cui viene realizzata. Ecco, stiamo lavorando a un decreto semplificazioni per fare in modo di abbattere sempre più quelle forme di incrostazioni burocratiche, arrivare più vicini e più direttamente alle scelte che riguardano i cittadini e a farlo anche impostando una pubblica amministrazione più digitale, più in grado di saltare alcuni passaggi e quindi di presentarsi correttamente nella vita reale delle persone. No, la patrimoniale lo riconfermo immediatamente, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, ribadito ieri, non è all'ordine del giorno nel nostro Paese in questo momento una patrimoniale, né penso che possa essere all'ordine del giorno una generica riduzione delle tasse senza aver costruito una riforma in campo fiscale. Il Premier ne ha parlato nei prossimi giorni, noi con l'autunno, nei giorni scorsi, noi con l'autunno e con la legge di bilancio dovremmo impostare anche una riforma fiscale con l'obiettivo di ridurre le tasse, perché le tasse alte sono un ostacolo alla ripresa economica, ma dobbiamo farlo in un forte potenziamento della progressività del nostro sistema tributario, con una particolare attenzione ai redditi bassi e medio-bassi, non certo partendo dai redditi alti. Ecco, quindi una riforma che dovrà essere fatta anche in una logica, in una chiave europea, progressiva, secondo quanto prevede la nostra Costituzione, con l'obiettivo di ridurre le tasse a chi ha meno, ma con l'obiettivo di ridurle a tutti per poter rilanciare la nostra economia anche tramite questo intervento. Del resto, investimenti e riduzione delle tasse sono due delle chiavi fondamentali perché la nostra economia possa riprendere. Da domani la riapertura dei cinema, ma poi tornano anche i concerti, ne parliamo subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Dunque le riaperture, la fase 3, i cinema dunque che riaprono da domani, non tutte le strutture però partiranno proprio domani. È come ritornare a fare una passeggiata, è liberatorio, è culturalmente stimolante, quindi è una delle parti più importanti della vita sociale, quindi farebbe bene a tutti. Viva il cinema! Non occorre essere cinefili incalliti per sperare nella nuova fase 3 e nel nuovo ciclo di aperture. Non solo cinema da domani, ma anche teatri e spettacoli musicali, in attesa dell'avvio delle discoteche il 19, quando si potrà iniziare a ballare, almeno da soli. Il piacere di una prima visione atteso da molti. Nella Marca le sale si stanno preparando a macchia di leopardo. Lavori in corso allo storico Edera, pronto a staccare i biglietti da sabato 20 giugno, mentre per il cinema corso bisognerà attendere la fine del mese. Tra i primi a partire ci sarà già nelle prossime ore il Multisala Verdi di Vittorio Veneto. Chi può farà proiezioni all'aperto come a Mogliano. Ancora desolante il panorama attorno allo Space di Silea, una delle più grandi strutture a nord-est, solitamente frequentata da migliaia di spettatori. Sì, un po' spaventoso, non fa un bel aspetto sicuramente. Speriamo che aprano prima possibile. Che si riapre tutto, il paese deve ripartire, se no... In attesa del primo ciak, i trevigiani si preparano, poco importa il cartellone, già il piacere di sedersi su una comoda poltrona per qualcuno è già abbastanza. C'è tantissima voglia di tornare al cinema e anche a teatro soprattutto, quindi vedere film, vedere spettacoli, speriamo riaprano presto. A me piacciono i thriller, azioni che ti tengono sempre lì sull'entusiasmo. I thriller sono i migliori. Il cinema va bene anche distanziati con le mascherine? Sì, per me non è un problema. Se queste sono le regole per stare bene, per non avere poi altri problemi, si prova anche questo, insomma. Speriamo di tornare presto alla normalità. E ripartono anche i concerti. Il primo evento live con pubblico, quello di domani sera, dalle 19 in Piazza dei Signori con Red Canzian, mentre un altro storico ex nome dei Pooh, Roby Facchinetti, è stato protagonista a Castelfranco. Se la musica l'ha fermata il coronavirus, è proprio chi cantava queste note a farla ripartire. Il ritorno dei concerti live nella Marca passa dagli ex componenti del gruppo italiano più amato, i Pooh. Domani sera Red Canziani in Piazza dei Signori per quello che di fatto è il primo evento dal vivo con pubblico in Italia nel giorno del via libera ai luoghi dello spettacolo. Regole e distanziamenti da seguire secondo protocollo, ma la musica non si ferma, titolo dell'abbraccio di Canziana alla sua Treviso, è un vero e proprio segnale di ripartenza. E il testimonial, ex bassista dei Pooh, verrà ceduto da un altro storico nome della formazione, Roby Facchinetti, impegnato in un altro concerto, stavolta a Castelfranco, nella suggestiva cornice delle mura. Evento senza pubblico, perché è ancora dentro le restrizioni di legge, ma non meno suggestivo. Ci apre il cuore, soprattutto per noi musicisti che ci siamo fermati e adesso speriamo che pian piano insomma, si riprenda. Però è un bellissimo segnale. Nascerò, rinascerai. È la terra anche di Red, per cui quello che abbiamo sempre detto noi, la casa di ognuno di noi era un po' la casa di tutti, no? Venire qui è un po' come tornare a casa. Facchinetti con la sua Rinascerò, rinascerai, inno alla vita dopo l'emergenza coronavirus ed eseguita per la prima volta dal vivo. È l'ospite d'onore della grande orchestra del maestro Diego Basso, particolarmente emozionato per il ritorno della musica. È qualcosa che avevo dentro, qualcosa che volevo, che avrei voluto poter realizzare, poi non si sapeva, però era un sogno, c'è stata tanta tensione, anche paura, in questo periodo mi succedevano sempre di tutti i colori e quindi dire dai che ci siamo è stato veramente un momento molto particolare. Tutto questo nella cornice del progetto musicale Terra e Cielo. È un progetto che abbiamo fortemente voluto per dare un grande segnale di ripartenza, di speranza, di fiducia nel futuro a tutta la nostra comunità veneta. Pensiamo che la cultura, la musica che in questi mesi hanno sofferto tantissimo, tutti gli artisti fermi per mesi, oggi possano ripartire ed essere un volano per far ripartire tutte le attività, tutte le energie della nostra gente.
Torniamo in città adesso a Treviso con i libri in pericolo alla Biblioteca Comunale di Treviso e la denuncia del consigliere del gruppo misto Domenico Lo Sapio. Infiltrazioni d'acqua, pezzi di controsoffitto che mancano, come ci è stato spiegato manca un sistema di deumidificazione e di climatizzazione adeguato, insomma una situazione che per i libri, almeno dal mio punto di vista, è decisamente preoccupante. La situazione descritta dal consigliere del gruppo misto Domenico Lo Sapio è quello di questa porzione della biblioteca Zanzotto all'ex GIL, dove si trovano scaffali chiusi addirittura dal 2018 senza possibilità di verificare in che stato siano i libri che vi sono custoditi, dal momento che proprio a causa delle infiltrazioni d'acqua l'elettricità che ne consente l'apertura è stata staccata. La Commissione Comunale Cultura ha effettuato un sopralluogo dagli esiti per nulla rassicuranti. Quello che tutti noi consiglieri abbiamo potuto vedere è una situazione non buona, di certo non quella ideale per la conservazione di libri, tantomeno come nel caso dei depositi dell'ex GIL, anche libri del 500, si parla di 400-500 libri del XVI secolo e molti altri del 600-700, un totale circa di 9.000 libri. Che sono cresciute là sopra, quasi all'angolo, guarda com'è verde, e poi c'è tutta l'umidità là sopra. L'edificio avrebbe bisogno di un intervento di restauro, ma rimarrebbe comunque il problema della capienza, ma al momento per Lo Sapio la priorità è un'altra. Andare a fare dei controlli a campione sui libri, vedere come stanno e nel caso, speriamo di no, che la situazione non sia buona, spostarli in altra sede più idonea. Poi si ragionerà giustamente sui lavori alla struttura dell'edificio. A proposito di conservare la memoria, il secondo appuntamento domenicale con i segni della nostra storia. Dopo il sigillo della Marca della scorsa settimana, questa sera Lucio Zanato ci racconta le 3 torri sulla Loggia dei Cavalieri a Treviso. È un simbolo in uno dei simboli della città di Treviso. Sono le 3 torri della Loggia dei Cavalieri. A prima vista può sembrare un semplice fregio di abbellimento, in realtà è testimone forse del termine Treviso. Ma per arrivare a queste 3 torri dobbiamo partire dall'Arx, come ci racconta il nostro storico della Treviso medievale. L'Arx è una specie di piccola zona protetta, una piccola fortezza. E in effetti, per dare la sensazione di un qualcosa che difendesse la popolazione, nel quale la popolazione potesse scappare e rifugiarsi in caso di invasione del nemico, c'era questa possibilità di ritirarsi lì, e il primo stemma di Treviso di fatto era fatto così. Poi dal simbolo difensivo singolo si è arrivati alle 3 torri con l'accenno della prima cinta muraria difensiva. Ternario trevigiano, che è curiosissimo perché dobbiamo ricordarci che a Treviso si narra che ci fosse una statua di una donzella con 3 facce. Un qualcosa che si rifà alla dea addirittura pre-greca, indoeuropea, Ecate, le 3 facce, ma perché evidentemente si voleva proprio dare la sensazione di questo elemento di passaggio dal passato al presente e al futuro. E per quanto riguarda noi, messa là in cima, era una faccia che guardava verso Padova, una faccia che guardava verso il mare e una faccia che guardava verso la strada di Alemagna. E forse proprio dalla statua di questa dea che deriverebbe il nome della città. Qualcuno lo fa derivare da Toro, da Taurus, Tarvis, nomi che vengono dall'est, 3 svici, 3 cucuzzoli, 3 colmelli, Treviso, 3 visi della dea Ecate o via dicendo di questa donzella. Sono molteplici le ipotesi, ma nessuna certa. Da qualcuno dice che i trevigiani hanno 3 facce. Lasciamo perdere, perché sennò si può dire che ci siano anche 3 altre facce da altre parti, che è meglio lasciar perdere. Adesso torniamo alla conferenza stampa di questa mattina del governatore Zaia. È stata una domenica ricca di ospiti, quella di oggi a Marghera. È stato presentato infatti il gelato del post-coronavirus, il gelato della rinascita, e non solo quello, guardate. In Veneto cos'è che si fa quando uno è un po' gracile, viene fuori da una malattia, da una convalescenza? Sbattudino. E hanno fatto il gelato sbattudino.
Direttamente dal libro delle ricette della nonna e dai ricordi d'infanzia di migliaia di veneti, l'uovo sbattuto con zucchero e marsala per i più fortunati diventa lo sbattutin, la ricetta dei gelatai veneti. Uovo sbattuto e passito veneto e biscotti, un mix di energia e bontà, una sorta di tributo della categoria che con l'ordinanza di Zaia ha potuto riaprire in tempi impensabili e iniziare così la stagione estiva che rischiava di perdere. Abbiamo pensato di aggiungerle anche un passito veneto per renderlo ancora più ricco come gelato l'abbiamo arricchito con dei biscotti. Abbiamo pensato di fare tutto con prodotti originali del Veneto per dare la ricrescita, grazie al Presidente che è stato quello che ci ha dato l'opportunità di aprire come Veneto le gelaterie, prima di tutto come diceva prima da Sporto e poi con la consegna dalla gelateria. Chiamatelo il gelato della ripresa, della rinascita. Certo è che inizierà ad essere prodotto e venduto in tutte le gelaterie del territorio. 4 maestri in rappresentanza: Stefano Buosi, Fausto Bortolot, Renzo Ongaro, Paolo Garn, oggi ospiti del punto stampa di Zaia. Ricotta e marmellata di fichi invece per il gelato del Presidente. Durante la diretta oggi è stato presentato anche il giovane Mattia, 12 anni, vicentino, che con 55 bottiglie di latte ha dato vita a questa mucca rigorosamente con la mascherina, plastica e cartone colorati, e la sorpresa della mucca che invece del latte porta il contributo dei suoi piccoli giovani creatori. Quasi a sorpresa. Dillo. 5 euro. 5 euro. Una donazione con il cuore da Mattia e i suoi fratelli e altri amichetti, una delle tante che hanno accompagnato i disegni che in queste settimane sono arrivati e saranno esposti nella mostra dedicata proprio ai bambini. Allora, a proposito dei bambini, è arrivato il momento di Bimbi in TV come ogni sera alla fine del nostro telegiornale. Stasera i video di Giacomo e Costanza di Silea, Marco di Marino di Piave, che si produce anche in una sorta di imitazione omaggio proprio di Zaia, e Nicola e Sara di Zenson di Piave. Guardiamo. Allora, governatore, riapriamo tutto? Sì. Pizzerie, parchi, ristoranti, piscine no. Interessante. Non interessante no. Piscine chiuse no. Interessante. E mo per aprire tutto. Le piscine interessanti, chiuse perché pizzerie, parchi e coso può bastare. Non può bastare, ma le piscine interessante no. Un saluto da Marco da Marino di Piave. Oggi faremo una buona marmellata di ciliegie. Buona! Continuate allora a mandarci i vostri video, come sempre vi facciamo vedere in sovrimpressione come farlo. 351 175 5340, mandateci i vostri video, raccontateci le giornate dei vostri bimbi anche in questo periodo in cui il lockdown non c'è più, ma insomma continuano il vostro racconto delle giornate anche di questa estate che sta arrivando davvero un po' anomala. È tutto, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, poi di nuovo l'edizione straordinaria e ci sarà Christian Arboit. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al Meteo. Inizio di settimana e ancora il vortice instabile non accenna ad abbandonare il nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 15 giugno. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni insistenti e significative su tutta la nostra regione, specie però a partire dal pomeriggio. Fenomeni in attenuazione un po' dappertutto entro la nottata.
Temperature in lieve calo, minime tra i 16 e i 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo anche qui spiccatamente instabile, con rovesci diffusi un po' su tutte le province, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime fino a 17 gradi, massime tra i 20 e i 22 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, non cambia nemmeno qui la situazione, con temporali dappertutto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime sui 17 gradi, massime invece fino a 24 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.